Il panorama rurale, un elemento insostituibile dell'identità, della tradizione e della cultura legata ad un territorio, come tale va valorizzato e promosso attraverso l'attività delle istituzioni e delle imprese locali. In un contesto odierno che vede sempre più settore agricolo legato al turismo ambientale e rurale, risulta impossibile quindi non considerare il ruolo multifunzionale di ogni impresa agricola sul territorio. Un compito fondamentale svolge quindi in questi termini il settore agricolo, il quale tramite le differenti realtà d'impresa si occupa del mantenimento, gestione e cura del paesaggio. In termini di multifunzionalità d'impresa, infatti, le moderne aziende agricole possono definirsi veri e propri agenti ecologici ambientali che operano al servizio del territorio e tutto ciò ad esso legato. Il nostro progetto prevede di legare ulteriormente il lavoro del settore agricolo con il settore turistico attraverso la creazione da parte delle aziende agricole di punti di interesse accessibili dalla rete stradale e sentieristica, quindi fruibili al pubblico legato al turismo ecosostenibile. Sul territorio sono presenti percorsi, sentieri, tracciati, la cui gestione e manutenzione è affidata alla disponibilità delle associazioni di volontariato presenti nella zona, che non sempre riescono a seguire con continuità tale incombenza. L'idea è quella di integrare tali interventi con attività costanti di manutenzione e valorizzazione, apportate dalle imprese agricole, magari coordinate con le associazioni locali e dall'interno di un accordo di valorizzazione in cui collaborano anche gli enti locali, i consorzi turistici e le DMO. Le aziende con tali punti creati, gestiti e curati da esse hanno l'occasione di promuovere oltre al territorio la propria attività e ruolo, favorendo lo sviluppo di una rete turistica di collaborazione che coinvolga le diverse imprese locali. I punti di interesse per il turismo rurale sono di diversa natura, sono rappresentati luoghi a valore culturale, paesaggistico e naturale, costituiti da punti panoramici particolari, scorci paesaggistici come giardini, mosaici, affreschi e aree con elevato valore naturalistico, come ruscelli, bosche, aree umide, corridoi ecologici ed aree protette, oppure strutture rurali tipiche del territorio, come baite, fienili, malghe, testimonianza storica dell'architettura rurale. Le aziende in corrispondenza di questi punti, al fine di agevolare la fruibilità al pubblico, procedono quindi attrezzando le piccole aree con panchine e tavolini a discrezione dell'impresa gestore, a completamento la bellezza e la funzionalità dei luoghi di interesse e creando una via d'accesso per i turisti direttamente dalla rete stradale o di collegamento segnalata con apposita cartellonistica. In ogni luogo viene inoltre disposta una tabella informativa bilingue, recante informazioni ed illustrazioni inerenti al punto di interesse e l'azienda agricola gestore dell'area ed il ruolo da essa esercitato nel mantenimento del territorio. Su tali tabelle sono installati dei QR code collegati ad una rete multimediale per la divulgazione dell'offerta turistica del territorio circostante.
L'obiettivo del progetto, della creazione della rete di punti di interesse, è la rete multimediale di QR Code, è di poter pubblicizzare il territorio e incentivare la collaborazione tra le imprese. La rete di punti, indicata su apposite cartine topografiche, viene quindi pubblicizzata attraverso le stazioni culinarie e di pernottamento della zona, come agriturismi, bed and breakfast ed alberghi. Promuovendo una forma di turismo ecosostenibile legato alla zona e le sue peculiarità, basato su forme di trekking a piedi, a cavallo, cicloturismo, nordic walking. Con questa forma di turismo si valorizzano inoltre i prodotti tipici locali, rafforzando ancora di più i legami nella filiera corta tra le aziende agricole e le imprese di accoglienza turistica e il contesto locale. Le aziende agricole stesse possono pubblicizzare e proporre la rete di punti dialogando con i turisti lungo i percorsi designati sulla rete di punti ed eventualmente distribuendo a loro volta prodotti cartografici inerenti alla rete. Il progetto, valorizzando le caratteristiche intrinseche del territorio, l'operato delle aziende agricole e la collaborazione tra imprese, punta alla crescita economica della zona, l'incremento dell'offerta turistica legata al panorama agricolo rurale ed il mantenimento delle aree montane. Il progetto considera la necessità delle imprese agricole odierne di esercitare un ruolo di multifunzionalità sul territorio montano, nella cura e gestione di esso, in relazione alla promozione turistica.